Da Mestre al Lido fino a Bacino San Marco. Anche quest'anno le più belle auto storiche hanno sfilato in città per la terza edizione di Historic Car. Automobili che hanno fatto la storia dalla metà degli anni 30 ai primi anni 90. È importante che queste immagini di Venezia con queste auto bellissime possano circolare e soprattutto quello di poter coniugare una location unica al mondo. Credo che questo nessuno lo possa mettere in dubbio. Con quello che oggi sta crescendo in maniera straordinaria, cioè il motorismo d'epoca, sia non solo un'opera meritoria, perché è un ulteriore marketing territoriale su un territorio bellissimo quale quello appunto di Venezia. Dalla Lancia Stura Cabriolet, stabilimenti Farina del 34 alla Porsche 911S degli anni 60, fino all'Aston Martin DB4 divenuta famosa con il modello successivo per essere stata l'auto dell'agente 007 in missione Goldfinger. Il raduno, che ha previsto anche una prova di regolarità turistica per rievocare il circuito degli Assi del Lido, dove corse anche il mitico Nuvolari, è stato ideato 3 anni fa dal presidente del club veneziano Giorgio Capuis. Quando siamo partiti, ha spiegato, pochi avrebbero scommesso che saremmo riusciti a realizzare un grande evento di automobilismo storico in una città d'acqua come è Venezia. Oggi, a 3 anni di distanza, conclude, possiamo senza dubbio dire che la scommessa è vinta e che Historic Car Venice può ambire senz'altro a diventare uno degli eventi più attesi dai tanti collezionisti e appassionati.